Sindaco, quale significato assume questa iniziativa per il Comune di Cappella Maggiore? Questa nostra iniziativa ha come obiettivo principale quello di far conoscere a più persone possibili questo nostro capolavoro che abbiamo qui, che è la chiesetta del Mattarella. Quindi abbiamo deciso, in sintonia con la parrocchia e inoltre anche con l'Istituto Diocesano, di aprire il sabato pomeriggio, previa sempre per le norme Covid prenotazione, alla gente che vuole visitare gratuitamente questa nostra bellissima chiesetta, che poi nei dettagli verrà spiegata da una esperta di storia dell'arte che appositamente viene qui per condurre i vari gruppi alla conoscenza di questa chiesetta. Il nostro è un giudizio assolutamente positivo, perché ci sono 3 elementi credo importantissimi in questa fase. Il primo è perché oggetto adesso di questa iniziativa è una chiesa di uno straordinario valore storico, artistico e di fede, cioè è un emblema non solo della comunità di Cappella Maggiore ma di tutta la nostra diocesi di Vittorio Veneto, quindi questo è il primo elemento importante. Il secondo, che qui c'è davvero una forte devozione, c'è un attaccamento di popolo, c'è un'identità, c'è una tradizione che ha visto tra l'altro negli anni sempre attorno a questa chiesa un contesto di restauri, di attenzioni, di manutenzioni straordinarie, quindi come a dire è sentito come un bene della comunità cristiana ma anche dell'intera comunità civile. E poi questo vale in positivo molto per la mission del nostro istituto, cioè i temi della valorizzazione dell'arte sacra, dell'apertura delle chiese, della promozione nei nostri beni storici, artistici e religiosi è uno degli elementi fondanti, e qui, essendoci gli esperti d'arte del nostro istituto, troviamo un ulteriore accredito rispetto alle iniziative che noi portiamo avanti da anni a favore di questo nostro territorio UNESCO. Don Riccardo, una soddisfazione per la collaborazione con l'Istituto e il Comune per l'apertura di questa chiesa? Sì, siamo veramente contenti di questa collaborazione che il Comune di Cappella ha voluto avviare con la parrocchia e con l'Istituto Diocesano, il Beato Toniolo. È sempre una gioia offrire la possibilità di aprire questo tesoro che è della parrocchia di Cappella, ma tutto sommato possiamo dire è di tutti come gran parte dell'arte italiana. E quindi siamo veramente felici di poter avviare questa collaborazione. Ringrazio anche la dottoressa Chiesura che farà da guida in questa iniziativa, e spero anche che questa iniziativa stessa contribuisca a valorizzare e a far conoscere ancora di più questo prezioso testimonianza di arte, di fede, di cultura che c'è qui a Cappella Maggiore e nella diocesi di Vittorio Veneto.